Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Parto da questo. Cito il brano dei discepoli di Emmaus che nel Vangelo di Luca, non solo perché è testo che ormai conosciamo bene, che in questo momento evoca tutto il lavoro che stiamo facendo come associazione sull'educazione alla vita cristiana, ma anche perché, chi mi conosce bene lo sa, mi è particolarmente caro questo fuoco che si accende nel cuore, questo fuoco che arde. Io sono Letizia e sono semplicemente la presentatrice di questa tavola rotonda, ma di questo fuoco che arde vorremmo parlare insieme a due compagni di strada, che sono Marco Tibaldi e Don Manuel Belli. Entrambi hanno tante competenze, quindi sono qui soprattutto per questo, ma non solo. Hanno tante competenze in vari campi che riguardano quello di cui parliamo oggi, ma ovviamente non solo, che li portano a insegnare in varie realtà con varie docenze, quindi dall'Università di Bologna per Marco, l'Istituto di Scienze Religiose per entrambi. Entrambi insegnano filosofia in scuole superiori, quindi con i ragazzi a contatto tutti i giorni. E direi che per entrambi anche il tema della comunicazione è un tema e strumento molto importante, per Marco in particolare per il teatro, se non sbaglio, e per Don Manuel, come alcuni di voi già lo hanno fermato per chiedere firme, eccetera, attraverso per esempio i social e quindi abitando questo strumento, questo mezzo. Entrambi scrivono, hanno diverse pubblicazioni all'attivo, ma entrambi, e siamo fortunati anche per questo, sono nostri compagni di strada anche proprio nello scautismo, quindi attraverso convegni, incontri, attività, campi di formazione che hanno vissuto e vivono con noi, genitore di scout, quindi si fida di noi anche come genitore e quindi anche per questo insomma ci capiscono e ci conoscono. Tanta competenza, dicevo, però io penso che qui oggi siano soprattutto perché il loro cuore è arso nell'incontrare le scritture, è arso nella relazione con il Signore e nell'accompagnamento di altri lungo questa via di scoperta e di incontro. Il fuoco di prima. Il loro cuore arde ancora e quindi sono qui nonostante tutte le cose che si devono fare, di corsa, di giorni pieni, intensi, di attività, e quindi per questo li ringraziamo perché hanno deciso di essere qui con noi. Il colpo d'occhio è bello, però. Organizzativamente, come avete già vissuto nella tavola rotonda precedente, ascolteremo i nostri due relatori, prima Marco e poi Don Manuel. Non avremo occasione qui di porgli delle domande, ma terremo le nostre domande per poi lavorarci, come si diceva anche all'inizio, domani e lungo la strada dove il cammino ci porterà. Mi permetto di rubare una piccola citazione che googolando un po' in giro ho trovato di Don Manuel in un articolo, insomma citazione che mi permetto di estrapolare ma non troppo, che diceva che il cammino non è subito l'arrivo, ma occorre farlo tutto. Allora anche questo per noi è un inizio, come si diceva, un germoglio, e quindi cogliamo l'opportunità insieme a loro proprio di iniziare o comunque continuare di ricevere delle opportunità di fare dei passi in questo cammino che ci vede ovviamente protagonisti e appunto poi farne tesoro per continuare nel nostro compito di accompagnatori e testimoni oltre che protagonisti in questo incontro di cammino con il Signore.
Detto questo, lascio la parola a Marco. Bene, grazie, buonasera. Scusate la pronuncia, ma vengo da un altro stato che è qua vicino, però capisco che parlare dei veneti in bolognese è sempre un problema. Ma allora, sì, noi abbiamo avuto 4 figli, 2 hanno fatto gli scout, 2 no, io non l'ho mai fatto, quindi mi confondo sempre, scusate se farò qualche esempio, ogni tanto confondo i livelli, le cose. La prima volta che chiamò Achela, dice io rispondo, allora c'era ancora il telefono col ditino, quindi andiamo indietro un po' di anni. Sì, pronto, buonasera, salve, sono Achela, c'è Simone? Che Simone è mio figlio, uno dei figli. Allora vado, dico Simone, ma chi è questa ragazza? Sarà magrebina, non so, Achela. Dice no, vabbè, stai tranquillo, vai, penso io. Ecco, va bene, questo è il mio rapporto con il mondo scout. Allora, io ho pensato un piccolo itinerario un po' interattivo, quindi non sarà la mia una relazione, una TED Conference come va di moda adesso, sarà un piccolo percorso che vi propongo sperando che vi possa essere utile. E la prima cosa anche qui, quando mi ha chiamato Don Fabio, poi ho parlato con Letizia, dice ma sai devi fare questa parte in Stay Chili. Dico, vabbè che io ho già 63 anni, sono un po' rinco, però dico, ma cos'è sta roba? Allora, ho detto a scuola, perché come lui insegno filosofia anche in un liceo, dico, ma stai chill? Ma sì, prof, dai, stai chill, no, stai chill. Allora mi hanno spiegato. E allora vorrei anch'io cominciare un attimo a dirvi, stai chill, rilassati un attimo. Sta per cominciare la TED Conference del relatore bolognese. Sei venuto qui apposta, magari mettiti comodo in quella poltroncina. Se ti vuoi slacciare le scarpe, slacciati le scarpe. Gli scout vanno in giro con gli scarponi anche d'estate. Cioè, non so, magari viene a piovere stanotte, però se ti vuoi slacciare come si chiama? Il fazzolettone, vuoi aprire la camicia un attimo, rilassati, no? Così fai un bel respiro. Poi magari scambi una parola col tuo vicino, forse lo conosci, forse no, magari ti siedi sempre vicino a quelli che conosci. E come primo esercizio ti chiedo adesso di girarti o a destra o a sinistra, dove vuoi, e incontra, te no, è meglio che stai a sinistra perché in mezzo non c'è niente, e trova un attimo la prima persona che non conosci, quindi se sei di fianco al tuo amico del tuo gruppo, clan, vabbè, comunità, coca, è una cosa che si può dire, vero? Sì. Quindi, prova un attimo a incontrare, no? Anche solo un minuto, ci prendiamo un minuto, lo saluti, ciao, chi sei, dove stai, così, no? Comunica qualcosa con uno sconosciuto. Sì, qui siete tutti un po' della stessa razza, però non è che vi conoscete tutti, no? Cioè, ci saranno anche che quello lì non lo conosco, quella lì non la conosco, ecco. Quindi, ecco, in questo stay chill, conosci un attimo uno sconosciuto.
Ancora qualche secondo. Ok, molto bene. Ho imparato anch'io questa cosa qua. Guarda che sono già pronto, Okay. Allora, intanto Don Manuel, che ha l'occhio più lungo del mio, ha detto che questi qui hanno barato perché hanno tutti il fazzoletto uguale, quindi si conoscono tutti. Quindi diamo subito un penalty. No, c'era. Va bene, dai. Molto bene, allora adesso io devo fare un'attività che richiede del movimento. Allora ho bisogno, senza che io venga giù, ma se non lo fate vengo giù, di 3 volontarie di sesso femminile. So che vorresti venire tu con la barba, siamo aperti a tutto, però sarebbe meglio. Dai, 3 volontarie. No, lei no perché la conosco. 3 volontari, venite su, grazie, molto bene. Venite su da dietro, di qua. Molto bene. E un maschio giovane. Uno. Lui, molto bene. Ah, ce n'è 2. Vabbè, dai, va bene tutti e 2. Va bene, aspetta, ascolta, scusa, voi entrate di là. Molto bene. Allora, adesso mettiamo in scena, nel poco tempo che abbiamo, e un po' loro prestano la voce a voi, cioè non è che facciamo del teatro, diciamo, facciamo una piccola drammatizzazione di un brano biblico che ha un suo perché, come si spera, no? Che alla fine si scoprirà. Allora, il brano l'avete già sentito tante volte, chi di voi va a messa? Magari vi è capitato qualche volta di andarci, di sfogliare una Bibbia, non lo so, no? Va bene. È il brano del Vangelo di Marco, quando le 3 donne, al mattino presto del giorno della resurrezione, e voi dovete star fuori scena. Vabbè, è tutto un po' all'improvviso, qui è tutto in diretta, quindi. Quando le 3 donne vanno all'alba, dice il testo, all'alba, queste 3 prendono gli oli aromatici e vanno al cimitero per ungere il corpo di Gesù. Gesù però è già morto, è stato deposto nel sepolcro e loro vanno al cimitero. E il cimitero, allora come oggi, ha un custode. Se ricordate nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, Maria Maddalena scambia Gesù per il giardiniere, quindi è un personaggio, non è inventato, adesso è un po' inventato questo dialogo che facciamo, però c'è il custode, no? Allora loro sono, qui è il cimitero, là ci sono le tombe, voi siete le 3 donne, io sono il custode del cimitero e voi vi dovete relazionare con me. Chiaro quello che volete fare? Diamo un microfono alle pie donne, una è qui. Ah, ce n'è uno anche te. Uno qui, sì, questo lo devo tenere io. Bene, allora. Ci ho provato. Bene, voi siete scout, secondo me siete dentro a queste dinamiche, quindi io, anzi sono qua, io sono a casa mia e all'alba cosa sto facendo? Dormo. Permesso, buongiorno. Chicchirichi. Scusi, è permesso? Ma c'è qualcuno in casa? Aspetta, scusa un attimo. Allora, quando si fanno queste cose con i bambini capiscono subito. Con i giovani un po' meno. Con quelli della mia età non capiscono niente. Per non scomodare preti, seminaristi, insegnanti di religione, lasciamo perdere. Allora, qui c'è una casa, non è che te entri in casa mia, se no io chiamo i carabinieri.
Cioè, Abbiamo no, bussato. Sì, hai bussato appunto, ma non è che dici permesso, cioè la porta è chiusa perché le porte sono chiuse, no? Lo so, qui in Veneto vi fidate di tutti, però a Bologna chiudiamo con 20 chiavistelli, se no ci porta via anche il letto. Bene. Buongiorno, mi sente? È possibile entrare? Scusi, c'è qualcuno? Che due coglioni, Non risponde nessuno. ma sono le 3. Deve essere un uomo di chiesa. Può essere. Oh, beh, cosa volete? Salve, scusi il disturbo, so che è ora presta, però volevamo chiederle un favore. Ma che favore? Volete andare a ungere il corpo di Gesù e avete gli oli in mano, ok? Sì, ma sono convinto che se prendiamo altri 3 a caso hanno lo stesso problema. Cos'è che dobbiamo fare? Vabbè. Devi ungere il corpo di Gesù. Bene. Cos'è che volete? In bolognese sarebbe Max of Leave. Avremmo la necessità di andare a ungere una delle salme. Sì, ascoltami cara, sono le 3 del mattino, il cimitero apre alle 8, venite alle 8. Ma noi abbiamo pressa di farlo adesso. Ho capito, io la presta di dormire, cioè, scusa, Siamo già pronte con gli oli, abbiamo tutto preparato. Ci basta che ci apri la porta. Ci mettiamo pochissimo, poi poi la lasciamo dormire. Lasciamo dormire, chiudiamo noi. Sì, Se poi- vuole dormire anche adesso, tranquillo, non facciamo casino. Vabbè, ascolta una cosa, ammesso anche che io vi faccia entrare, ma poi la salma di chi, scusa? La salma di chi? È la salma di Gesù. Chi? Gesù. Aspetta che controllo nel registro. G-E-S-U, Sì, ho capito, l'accento. qui è un cimitero, qui ne abbiamo tutti i giorni, non è che... Ah, No, è sì. che è un po' una celebrità in questi giorni, quindi Celebrità, a me risulta un delinquente, comunque, cioè, se per voi è una celebrità... dipende dai punti di vista. Sì, vabbè, non discutiamo, no? Comunque l'hanno mandato qui, i Romani, Ponzio Pilato, va bene. Però ascoltate, la tomba è già chiusa, è già murata. Chiamiamo... Ce l'avrà un piede di porco, no? Cercheremo l'aiuto di Facciamo. qualcuno per aprirla. Siamo donne forti. Indipendenti. Cioè, quindi adesso voi con un martello pneumatico sbragate tutto? A mani nude. Col piede di Serve il porco, se ce martello. l'ha mi basta quello. troppo forte. Oddio. Silenzio. Piacerebbe che ci fosse un muro vero, da dire, a mani nude, no? Pensiero magico, a mani nude, io vado. Allora, loro vanno, vi è venuto in mente un po' l'episodio? No. Loro vanno, il custode alla fine le fa passare, quindi venite dentro, arrivano nella tomba e nella tomba, tanto è già aperta, quindi non devono sbragare, qui è una piccola licenza poetica, ci sono due ragazzi, due giovani, il testo di Marco dice, lì è uno, però qui abbiamo detto due, perché siete in tanti, così che saldi, esatto, 2 per 1, un giovane, un neaniscos, un giovane. E cosa gli chiedete? Cosa ci fate esattamente qui dentro? Mi sono svegliato qua. Gesù. Anch'io. Va bene, ok, va bene. Ecco, però loro dicono, ma voi chi cercate? Gesù. Chi? Fate il corretto, Cioè, allora, va bene, Gesù. Allora dice, sì, Gesù, il crocifisso, quello che hanno ucciso ieri l'altro, non è qui. E dov'è? Si direbbe a Bologna, in 3 non fa la testa d'un semo, però cioè, non è elegante, è una brutta battuta. Cioè, in 3, va bene, andiamo, ok? Dov'è? Lui dice, è in Galilea. Dai, ve la faccio dire a voi. È in Galilea. Sì, anche questi però non sono tanto meglio, Cioè, a onor del vero, va bene. Ma scusate, ci avevano detto che la tomba era chiusa. Com'è possibile? L'avete aperta voi? L'avete fatto uscire? Ma poi, cioè, era morto. Loro direbbero,
stai chill. Ha ragione. Stai chill, è in Galilea. Là vi precede, se volete incontrarlo dovete tornare là. E i due neaniscos se ne vanno, grazie, il microfono, e anche le tre se ne vanno e tornano in Galilea. Bravi, grazie, grazie, un applauso per le nostre amiche che si sono prestate a questo gioco. Bene, allora diciamo, questo era un po' per farvi vedere con una modalità interattiva, anche cose che probabilmente conoscete, avete fatto. No, è una modalità con cui si può entrare in un brano. Perché ho pensato questo brano? Perché un po' noi cos'è che stiamo cercando? Stiamo cercando di incontrare il risorto. Ne abbiamo sentito parlare, però un conto è averne sentito parlare, un conto è averlo incontrato. E la grande domanda un po' per noi che un po' cerchiamo di essere cristiani è questa, ma dov'è il risorto? Dov'è che io posso incontrare il risorto? Dov'è che posso conoscerlo? Che biblicamente, sapete, la parola conoscere vuol dire fare esperienza, non è, adesso leggo un libro, i nostri li potete leggere, che fa sempre bene, soprattutto comprarli, poi se li leggete è un altro paio di maniche, però non è lì. Non è lì. Allora c'è un po' questo itinerario molto semplice, ci dice tre cose. La prima, Gesù non è dove io mi immagino che sia. Queste donne si immaginano che Gesù sia al cimitero, ma Gesù non è al cimitero. E poi le tre donne sono quelle che hanno il coraggio di andare, perché i discepoli in questa fase, quelli che l'hanno conosciuto di più, che sono stati con lui, hanno vissuto con lui per i famosi circa 3 anni, sono là nascosti, hanno paura di venire arrestati anche loro, quindi queste donne sono donne molto coraggiose perché si stanno esponendo, dice è un personaggio famoso, un personaggio che diventerà famoso in quel momento lì, agli occhi di tutti era un delinquente, oppure uno che ci ha provato, un povero Cristo, letteralmente, come dicono i due di Emmaus. Noi speravamo che fosse lui, ci eravamo illusi, ma in realtà è morto di croce. Morire di croce per un ebreo vuol dire che muori da maledetto da Dio, quindi non è solo il fallimento della tua missione terrena, è anche proprio una disconferma da parte di Dio e ci vorrà una lunga elaborazione anche degli amici che hanno scritto i Vangeli per capire questa faccenda. Bene, allora queste donne vanno al cimitero. Un po' anche noi alle volte cerchiamo Gesù nei cimiteri, nei posti morti, nei posti noiosi, nei posti dove non c'è la vita. Oppure ci mettiamo dei problemi che non sono dei veri problemi. Chi ci porterà, chi ci aprirà il sepolcro? Loro l'hanno detto con grande spontaneità, sì, tireremo via con le mani. No, guarda che un sepolcro con le mani non lo apri. Prova ad andare al cimitero a tirare via con le mani la lapide, ad aprire una tomba, ti arrestano subito. Però questo è un po' un simbolo dei finti problemi, perché in realtà arrivano e la tomba è già aperta. E questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio, lì dentro c'è chi non mi immagino di trovare. Io magari che sono un po' cristiano, eccetera, mi aspetto l'angelo, un angelo, Gabriele, Raffaele, con 2 grandi ali, un vestito bianco. Nel Vangelo questi hanno anche loro il vestito bianco, poi verranno identificati come angeli anche, però il Vangelo ci vuole dare questa provocazione, dire guarda che l'angelo può essere lo sconosciuto che hai di fianco, il giochino che vi ho fatto fare prima. La persona che ti può aiutare a scoprire il risorto è quello da cui meno te lo aspetti. Certamente i sacerdoti, i formatori, i teologi, quelli che un po' hanno studiato, può darsi, no? Può darsi, però nel Vangelo di Giovanni si dice che il discepolo anonimo arriva per primo a capire chi era il risorto, cioè siamo un po' in una gara in cui tutti siamo allo stesso livello e questo giovane che rappresenta quello da cui non mi aspetto che arrivi questa buona notizia, mi dà la buona notizia e mi dice dov'è Gesù,
che è la conclusione. E di nuovo dice è in Galilea. Ora la Galilea per questi qui che sono adesso a Gerusalemme, come dire, per noi sarebbe se oggi fossimo tutti a Roma, quindi sono nella capitale, si sentono dire guarda che il risorto è là a casa tua, Galilea è la loro casa, è là dove loro abitano. Io a Bologna abito in un quartiere che si chiama Navile, in via Rolli 5, se passate da Bologna potete venire a salutare se mi trovate. E io dico, ma come? In via Rolli 5, oppure è nel liceo dove insegno, è alla facoltà teologica dell'Emilia Romagna, lasciamo stare, che lì ci sia il risorto proprio, è l'ultimo posto dove andare a cercarlo. Cioè, o tra i miei colleghi del bar, o tra i miei figli quelli che un po', a Messa non ci va più nessuno, però amen. Quello piccolo che dice, piccolo che poi ha 27 anni, ah sì, guarda che dal niente non viene niente, quindi stai sereno, te, il tuo Dio, stai chill appunto. E allora la grande sorpresa è questa, cioè il risorto si trova lì dove io non me lo aspetto, nel mio quotidiano, nelle realtà che mi sembrano già note, già arcinote e conosciute. L'ultima annotazione dice che mi precede. Noi un po' nella Chiesa di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni, abbiamo l'ansia della missione, lo diciamo, no? Dobbiamo portare Gesù agli altri, ma il Gesù risorto non è una statua. Io posso portare la statua di Padre Pio, dico, dove la mettiamo? Qui nel cortile, la mettiamo la statua della Madonna, di Maria, bellissima, no? Gesù ci precede, cioè è già là dove noi lo dovremmo portare. E dice, beh, allora noi cosa ci stiamo a fare? Noi abbiamo bisogno degli altri, soprattutto di quelli che non sono del nostro giro, perché Gesù è più in mezzo a loro che non in mezzo a noi. Certo che anche in mezzo a noi, ovviamente, nell'Eucarestia, nella comunità, nella preghiera, nella scrittura, nei poveri, cioè tutti i luoghi, no, che Gesù stesso ci ha indicato, ma lui stesso ci ha detto per bocca di questo angelo che si trova proprio lì da quelli a cui io dovrei andare a dire che cosa? Che il Signore si trova già nella loro vita e che io ho bisogno di loro per incontrare il risorto, che è quello che dice questo brano. Con l'augurio che lo possiamo reincontrare presto tutti, ci salutiamo. Dring! Ho la campanella io che suona dentro la testa. Grazie. Io dirò in modo più banale cose che abbiamo sentito in modo più intelligente. No, posso un aneddoto sui discepoli di Emmaus, non c'entra niente, ma mi è venuto in mente quando ero a Chela, siamo andati a fare una caccia e il treno era in ritardo. Allora abbiamo fatto una preghiera alla stazione Tiburtina a Roma e era il discepoli di Emmaus, seconda di Pasqua, e come ritornello Baghira fa dire una preghiera che era brucia Gesù, nel senso che poi ognuno doveva dire brucia i nostri peccati, brucia il male, però c'era questo gruppetto di lupetti fomentatissimi alla stazione Tiburtina che urlava brucia Gesù, questa roba qua con le uniformi. Ed è stato un momento imbarazzante, Poi ho spiegato a Baghira, ho detto, forse magari dovrebbe trovare una formula un tantino meglio la prossima volta per fare la preghiera con i lupetti. Vabbè, comunque non c'entra niente. No, mi domandavo questa cosa. Certo che ha un valore permanente, no? Il Signore è risorto e noi guardiamo certamente il nostro tempo come un tempo dove il Signore è risorto ha ancora delle cose da dire a noi. Certo, se ci guardiamo attorno ci sono dei dati che dicono, profezie ci sono, c'è un libro di un sociologo di Bergamo che dice quel che resta del cattolicesimo si sta spegnendo, questo fuoco qua che voi continuate a dire che c'è, e poi ogni giorno viene sparata una statistica nuova, no? L'ultima allarmistica di settimana scorsa, crollo a picco delle iscrizioni di religione a scuola, poi sono andato a vedere, è 0,8%, cioè vuol dire che se tu hai 100 studenti, 5 classi da 20,
più o meno uno in meno, vabbè, aveva questo crollo a picco, neanche quest'anno, però vanno un po' interpretate certamente e certi parametri preoccupano. Non so se avete visto, un mese fa c'è stata un'inchiesta di Ipsos che ha dato un dato che personalmente mi ha scioccato: 76% degli italiani dicono ancora di essere cattolici, ma solo il 50% dice di credere in Dio. Vuol dire che noi abbiamo un quarto dei cattolici italiani che è cattolico ma non ci crede in Dio. Cioè i genitori dei lupetti, degli esploratori che avete, credono tutti in Dio. E però te lo mandano il figlio a caccia, a vacanze, soprattutto se glielo tieni via un sabato e domenica te lo manda tranquillamente e va benissimo, non c'è nessun problema. Io so che voi siete bravi, ve lo leggo negli occhi, gli scout veneti, in Lombardia cattivissimi. Beh, qualche capo che non crede in Dio, io l'ho trovato, è successo ogni tanto, qualche rover, so che da voi non succede, vi chiedo un po' questo sforzo di immaginazione. In Lombardia succede sta cosa qua, che prima della partenza qualcuno, qualche problemino con la fede ce l'ha. Lo so, è uno sforzo impegnativo da immaginare questa cosa qua. Poi quando vai in comunità capi la devi giustificare all'assistente, come fa, questo ti tira le storie, tutte le robe, dici ma no, ma è riccio. Voi no, perché siete bravi, ve lo leggo negli occhi, ma gli scout delle altre zone d'Italia, quando si iscrivono ai campi, avete presente che c'è scritto quella roba, cammino di fede, panico. E voi no, sempre voi no, lo so, da altre parti d'Italia c'è chi scrive in cammino, che è una paraculata, cioè è ovvio che anche Papa Francesco è in cammino, ma scusa, ma che scoperta, certo che siamo tutti in cammino, cosa vuol dire? Però cosa vuoi dire? Insomma, ci sono dei dati, no, che dicono, vediamola questa roba qui, si sta accendendo, si sta spegnendo sto fuoco, com'è sta faccenda? Non lo so. Mi sono venute 4 idee, non lo so, Nerone, sapete che sull'obelisco che c'è in piazza San Pietro aveva fatto fare Nerone e tra le sue cose aveva fatto scrivere che eliminò i cristiani. Adesso fa molto ridere che in mezzo a piazza San Pietro questo obelisco con scritto Christus vincit. Questa è la cosa, tanti hanno profetizzato lungo la storia che il fuoco si sarebbe spento e io credo che non si spegnerà neanche stavolta, però non si spegne perché li prendiamo sul serio alcune cose dove qua e là qualcosina da rivedere c'è. 4 idee condivido, secondo me, dove qualcosa da pensare c'è perché il fuoco non si spenga. La prima, a me piacerebbe che come chiesa, io non sono 2 anni che non sono più censito, però sento affetto per la GESCI, come associazione, per una serie di robe, smettiamo di cambiare i nomi ai problemi. E se c'è un problema lo affrontiamo, non è che gli cambiamo il nome. Vi faccio un esempio. Ci sono preti, vedo qui in giro, se vedi nero spara a vista o è preto è fascista, ricordatevi sempre. Allora, no, scherzo, mi è venuta una cheat bolognese, poi, su questa roba qua, vabbè, torniamo a noi, ma di fatti noi siamo vestiti di blu, vedete, non dovete sparare. Allora, non so perché mi è venuta sta stupidaggine, ho l'allergia oggi che mi ha un attimino preso, scusate. Allora, no, dicevo questa roba qua, immagino, no, ci sono preti e fanno i parroci delle unità pastorali, ce l'avete le unità pastorali qui in zona? È una balla, ve lo dico chiaramente, è il nome che si sono inventati i vescovi, perché chiamare i preti per dirgli, senti, siete rimasti in 4 gatti, non posso più mandare un prete per parrocchia, devo mandarti in 8 parrocchie, sei vecchio, anziano, non stai più in piedi, ma par brutto dirlo così. Allora dice, ti faccio moderatore di un'unità pastorale. Ma la questione è questa, non abbiamo più i preti. Allora no, ma non metterla così banale, lo facciamo perché dobbiamo curare una certa unità, oggi sinodale. Te ci metti l'aggettivo sinodale, va bene tutto va benissimo. Qualsiasi cosa ci metti con l'aggettivo sinodale improvvisamente diventa buono. Sempre non voi, in giro per l'Italia ci sono delle robe sulla mistagogia. Sapete tutti cos'è la mistagogia? È per quello che avete problemi con la fede, adesso ve lo risolvo. Allora, la mistagogia sarebbe la cosa che ci siamo inventati dopo la cresima. Ok, fatta la cresima si fa la fase mistagogica e voi direte, allora questa parola ha risolto tutti i problemi. E praticamente devi fare non cose troppo teoriche ma un po' esperienziali, questo dicono. Poi devi un po' coinvolgere le famiglie, devi fargli un po' fare 2 robe che dici, ho capito, ma è quello che abbiamo sempre fatto prima con un altro nome. Prima lo chiamavamo dopo cresima, ma non è che cambia se lo chiami mistagogia. No, mistagogia è presente, è tutta un'altra roba. E potremmo andare avanti un bel po', però io a volte ho l'impressione che ci piace cambiare i nomi pensando che se ho cambiato il nome ho risolto un problema. Io non mi intendo tanto di scout, è un po' che sono fuori dal giro. Però qualche parola intanto, vi ricordate il discernimento? C'era quell'anno che c'era tutto il problema
li avete risolti i problemi con il discernimento? Vabbè, ok, fate voi, non so come siamo messi su sta roba qua. Certo che discernimento, figurati, c'è nel Vangelo la parola discernimento, ma non è che se abbiamo un problema e diciamo che adesso facciamo discernimento poi il problema esce risolto. Il problema è quella roba qui, non lo so. E la prima parola un po' che mi viene da dire, no, per accendere un po' un fuoco, cioè io me lo sogno un giorno che esce un vescovo, un presidente della GESCI, un mega direttore naturale clamoroso, questa cheat la capiscono soltanto quelli dagli anni 80 in giù, che si ricordano Fantozzi, e che dice: ragazzi, abbiamo dei problemi e non abbiamo subito le soluzioni. Questa cosa mi farebbe sperare. Tutte le volte che io sento un problema cambiato di nome, è un po' una struzza, cioè, non so se funzioni tanto sta roba. Quindi la prima cosa, non lo so, secondo me non siamo proprio nell'epoca dove abbiamo tutte le soluzioni, io non è che ne veda tantissime. Forse siamo ancora nell'epoca dove qualche problema lo dobbiamo capire e se ci prendessimo con tranquillità il tempo per dire capiamo i problemi senza cambiargli il nome, che vuol dire che l'ho già risolto, e secondo me sta roba qua funzionerebbe molto, no, questa prima idea. Certo. E c'è una seconda cosa che vi vorrei dire. Se accettiamo questa cosa, che la soluzione non è cambiare il nome, ma stare un pochino dentro il problema, dobbiamo accettare la parzialità. Per forza, dobbiamo accettare la parzialità, questo sì. Non vi dirò mai che questa cosa l'ho letta nel sito di una grande diocesi lombarda, forse ma non vi dirò mai che diocesi è, ok? Resterò strettamente anonima questa cosa, avete capito tutti, Milano. Allora, no. Ho letto una roba sul progetto formativo della fase mistagogica, una delle bozze, poi l'hanno cambiata, per i ragazzi della catechesi, ok? Quindi non riguarda strettamente il nostro mondo associativo, ma anche, insomma, nel senso che siamo chiamati un po' a camminare, no, con la Chiesa. C'è scritto, sentite, avete in mente i vostri repartari? Figuratevi uno, quello che fa casino, quello che di notte va in giro, ce l'avete in testa? Ok, guardate cosa pensano loro per la fase mistagogica, obiettivo in uscita. Regolarità nella celebrazione eucaristica. Lo so che a voi non succede mai, esistono dei capi in Lombardia che non vanno a messa tutte le domeniche, qua so che non succede mai, lì lo chiedono al repartaro, ok, capo squadriglia, quindi uno che è in secondo, ok. Un impegno costante e regolato di servizio nella Chiesa. Avete presente quello che non vuole andare a lavare la gavetta? Ecco, quello, un impegno costante e strutturato all'interno della Chiesa. Poi, regolarità nel sacramento della riconciliazione. Io voglio sapere il nome di chi si è confessato almeno nell'ultimo mese, sulla mano, no vabbè non ve lo chiederò, però a questo è chiesto un repartaro della roba. Vabbè, io non mi sono confessato nell'ultimo mese, ve lo dico tranquillamente, e ho mandato a stendere almeno 2 volte i miei parroci nell'ultimo mese, non so se faccio un servizio regolare e ordinato all'interno della Chiesa Cattolica. No, dai, non ci sta questa cosa qui, cioè se tu vuoi educare oggi devi stare nella parzialità, tra il tutto e il niente ci sono in mezzo 7 milioni di gradazioni, no? che meritano di essere comprese, che meritano di essere identificate. Non lo so cosa fa il capo medio veneto quando si avvicina alla partenza di un rover, che lì si è chiamato anche a dire una parola, no, su una roba, non lo so, ho sentito ancora che a unità capi, vabbè non va a messa, non ha fatto la scelta di fede, fine, punto, basta, si mette un punto fermo, no, su sta roba qui. Come fai a valutare la fede? Cioè, non lo so, adesso pongo 2 casi ipotetici, tra uno che gli piace suonare la chitarra, in chiesa è l'unico palco che trova perché lo ascolta qualcuno, quindi va a messa tutte le domeniche a grattare il formaggio. E uno che in chiesa non ci va, ma perché ha sviluppato un pensiero, in questa fase della sua vita ha sviluppato un pensiero, e chi ce l'ha la fede dei due, il primo o il secondo? Non lo so, non lo saprei valutare, no, su questa. C'è una checklist per valutare la fede? Non lo so, e non so se c'è la checklist, se io ci sono dentro. Ogni tanto quando partecipo alle commissioni per i seminaristi, quelle per capire se possono andare preti o no, ma questo non ce l'ha, e neanch'io, questo non c'è, io ho detto al vescovo, io lascio, vado via, io non tutte queste caratteristiche, non lo so se ce l'ho mai avute, adesso di sicuro non ce le ho più queste caratteristiche qui. No, abitare la parzialità, penso sia interessante, no, questa idea. C'è un libro, se vi va di leggerlo, che mi ha provocato, non sono arrivato a una chiusa, però è molto interessante, è anche abbastanza breve. Si chiama Valérie Le Chevalier, l'autrice, e si intitola Cattolici non praticanti. Ed è molto interessante, no? Lei dice, ovvio che viviamo in un'epoca dove sono saltati alcuni check di appartenenza cattolica,
l'andare a messa tutte le domeniche è un'illusione, non è più un'appartenenza cattolica, una stretta minoranza dei cattolici va a messa la domenica, le percentuali italiane sono il 16%, 1 su 10 partecipa ai riti. La regolarità nel cammino sacramentale, cosa fai? Allora uno che non ha fatto tutti i crismi, come dice la Chiesa cattolica, non è cattolico. La invitano a rivedere alcune forme di appartenenza cattolica. Forse è questo, forse dobbiamo proprio un po' togliere, no, mentalmente le nostre checklist e entrare in un altro modo, no, di leggere le appartenenze cattoliche, che è ancora da elaborare e non saprei, no, dirti il punto fermo. Terza idea che mi verrebbe un po' da condividere. La dico così, forse una cosa che mi piacerebbe che succedesse è il passaggio dalle cose fighe alle cose vere. Provo a spiegarmi un po'. Io non so se succede anche da voi, pacchetto base di una azione pastorale con gli adolescenti nella Chiesa cattolica. Pizzata, io non so come si faccia a fare un incontro agli adolescenti senza la pizza, adesso susciata, ho sentito che... Ragazzi, c'è solo sentire susciata, mi mette un'ansia questa roba qua. Vabbè, comunque, susciata o pizzata. A seguire, momento formativo a bassa intensità. Testimonianza un attimino strong, no? Quello che è stato in comunità tossicodipendenti, che è stato povero, che ha fatto una roba, insomma, cosa che colpisca un po', e preghierina finale. Questo penso sia il pacchetto base della catechesi adolescenti, più o meno nella Chiesa cattolica. Adesso è cambiato un po', con i giovani vedo che vanno di moda, tutte le associazioni spaccano i DJ set adorazione, la nuova combo per fare la cosa dei giovani, cioè prima un po' di boom boom, poi tutti silenzio, adorazioni, abbraccioni, mega galattici, quella roba qua. Se no, vabbè, è una roba che noi continuiamo a spaccarci il naso su sta roba qua, ma continua, la GMG. L'ultimo faro, dopo 3 anni di depressione che non ti viene nessuno in chiesa, tu gli offri il pacchetto viaggio low cost per andare da qualche parte in Europa. Si va lì, per 3 giorni speriamo che la Chiesa cattolica risorga dalle ceneri della GMG per precipitare al suolo la volta dopo. Poi tutti gli uffici diocesani mondiali dicono ma no, ma basta, ma finiamola con sta pastorale degli eventi, adesso è inutile, non succede più niente, tranne quei giorni lì, che se il Papa dice che è una cosa bella lo dicono tutti. D'altronde per diventare vescovo devi avere il curriculum pulito e quello che dice il capo lo devi dire, quindi lì va bene. Poi se capisci che il capo non è più tanto d'accordo puoi cambiare la volta dopo. È un macello questa roba qua. Però non so se siete d'accordo, però anche a livello associativo la cosa figa, io l'ho sentita spesso, no? questa cosa qua, la route figa. Quando ho fatto tanti anni la pattuglia Terra Santa, portavo le robe in Terra Santa, a chiedere ma mai vuoi venire in Terra Santa? Ah, è figo, ho capito, vabbè che figo, ma vabbè, figo, cioè Palestina, Free Palestine, Kefia, quelle robe lì, cioè bello, no? Non lo so, cioè, se è questa la roba. Quando facevo i CFMLC, so che c'è qualcuno qua che ha avuto questa sventura, noi avevamo preparato l'angolo posso dire le parolacce? Ok. L'angolo dei merdoni, nel senso che c'è qualche formatore LC? Dai, le sapete già il primo giorno le domande che vi fanno. Allora noi, quando c'era la domanda del tipo, ma nel gioco delle prede, quando già sento prede e vole, a me partiva l'attacco di panico, e noi tiravamo su un cartello con scritto merdone, questa cosa rispondiamo tutto l'ultimo giorno in 5 minuti. Tanto è così, cioè è inutile dirlo. Ma se non ha fatto la promessa gli si dà il fazzolettone bianco, tutte le robe che si sentono tutti i campi, non se ne può più di ste robe qua. Merdone, mettevamo, facciamo tutto alla fine, in 3 minuti le risolviamo. Parliamo di cose intelligenti. C'era sempre la domanda merdone, ma noi portiamo il CDA una notte in tenda, così si fomentano, vedono che è figo il reparto e ci vengono, merdone, subito, rispondiamo, ma no, ma cosa vuol dire? Allora, ma dai, ma sta in piedi sta roba, ma vabbè, ok. Però l'idea che sta dietro è facciamo la cosa figa, no, su questo. Anche col reparto, fare l'impresa ai guidoncini verdi. Ci sono ancora i guidoncini verdi? Ok. Chi sono quelli che si fomentano? E sono i capi. Guarda il mio, guarda lui è il mio. Lui ha fatto quell'impresa lì, quella roba lì. E vedi i capi fomentatissimi, no? Su questa roba qua, a dire chi è quello che ha fatto l'impresa più figa. Boh. E dopo le route, dopo l'uscita figa, dopo tutta la roba figa. Se no la cosa, un'altra cosa che mi fa salire il nazismo represso in me è quando arrivano i capi LC, facciamo la messa giocata. Cazzo, è la messa giocata. Non ho mai capito sta roba. Però l'idea è quella, facciamo una roba,
perché è orrenda, rendiamola un po' carina, no? Avete mai visto, adesso vi faccio un gesto che identifica inequivocabilmente la branca LC a messa. E l'idea è che se fai così è tutto più bello, fatta questa roba qua andiamo tutti con più allegria, una roba molto bella, basta un poco di zucchero e la pillola va giù su sta roba qui. Non lo so se funziona questa roba qua, cioè continuiamo a prendere palate, se vi nomino Alessandro D'Avegna, grosso modo lo conoscete tutti, questo riempie i teatri normalmente perché parla di fragilità e vanno ad ascoltare, non lo so, in Veneto, ma in Lombardia, quando c'era stato il Covid, c'era stata un'inchiesta fatta da Regione Lombardia, gli sportelli psicologici nelle scuole più 267%, 3 volte tanto. E non è che stanno tutti benissimo. E te non è che se continui a far fare cose fighe, allora va tutto bene, risolviamo tutto, tu vieni, facciamo una cosa figa, così poi magari uno... Io la cosa per cui ho amato un sacco lo scautismo è che non si fanno tanto cose fighe, ma cose vere. E questa roba qua prende, questa cosa qua fomenta. Posso raccontarvi la catechesi più bella che mi è capitata in branca LC e G. Sono stato capo reparto qualche anno e Bagni di Masino, Val Masino, posto paradisiaco, strabello per fare il campo, ve lo consiglio, tra l'altro è gratis, dovete chiamare l'ERSA, però non fatelo adesso che almeno tra 3 anni. Comunque siamo andati lì a fare il campo, temporalone la notte, c'era proprio fisso che sarebbe venuto il temporone, passo, squadriglia scoiattoli, figurati, l'ultimo giorno di campo c'era una pancia nella tenda che gli ho detto, ragazzi, che ve lo dico, se andate a letto così stanotte voga e va gondoliere nella tenda, cioè è ovvio che vi piove dentro acqua ovunque per la qualunque, arriva lui, 2 anni di scautismo, tranquilli, andate pure a letto, alle 2 è arrivata la mia vendetta, ho sentito i tuoni e il vento e ho detto, ma vedi che c'è una giustizia divina a questo mondo, e c'era la capo reparto che era già pronta a dirmi, ma no dai, un po' di misericordia, no, misericordia è un cacchio, adesso se la prendono là, qua mi hanno perculato un pomeriggio e si attaccano al tram. Alle 2:30 arrivano, io non li vedevo perché ero dentro la tenda, Manuel, piove? No, avete detto che non piove stanotte, vi sembra un'impressione, un po' di umidità, la rugiada. E sono rimasti fuori, poi sono andati a infrattarsi sotto una grotta che c'è lì nella zona e poi la caporeparto mi ha mosso a pietà, siamo andati a portargli la camomilla. Siamo andati là, loro sconfitti, io col volto raggiante della vittoria in faccia. Sono andato là a portargli la bevanda e è piovuto, a tenda. No, è che non mi intendo tanto, però mi confermate che ha piovuto in tenda? Bastardo, tutto così. E poi gli ho detto una roba, gli ho detto tipo, no, perché il regno dei cieli, cioè perché c'è uno che ha costruito una casa sulla sabbia, cade la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e quella casa, pum! E invece quando tu le costruisci bene le cose, cade la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e quella casa sta in piedi. La risposta loro è stata, finisco la frase perché ho già esaurito il bonus parolacce. Però per me quel vaffa, per me è stata una delle catechesi più belle che mi è riuscita nella vita, nel senso che per una volta ha inciso. Cioè sta cosa, mannaggia, è proprio andata così. Cioè la voglia di mandarti a quel paese, la parola me l'ha detta nel modo migliore possibile. E secondo me le è successa una cosa vera, non figa, ma vera sì, molto vera. E non lo so, non era prevista, c'eravamo noi, c'era un temporale, c'era un campo, c'era il bisogno di coprirsi. Secondo me più lo scautismo è semplice, più funziona. Nel senso che si fanno le cose più semplici, il dormire, il fuoco, il mangiare, il fare una costruzione bene, l'andare da una parte. E questo lo fa funzionare perché sono cose vere. Finisco la storia, il capo squadriglia, l'ho celebrato il matrimonio 2 anni fa a settembre, che Vangelo ha scelto il giorno del matrimonio, a casa sulla roccia. Io ho pianto 3 giorni, 3 notti e ho fatto il triduo di lacrime per questa cosa qua. Però era stata una roba molto molto interessante su questo e non lo so perché l'ha fatto, lui me l'ha detto che si ricordava, però è stata una cosa che l'ha accompagnato, no? E non era una cosa voluta e secondo me questa è davvero una cosa bella che possiamo fare. Io vedo che i capi giovani tendenzialmente un po' di fatica la fanno, cioè se tu hai un buco sul planning ti manda in ansia. Oh mio Dio, cosa faremo tra le 9:04 e le 9:06? Cioè quei 2 minuti mi manderanno in vacca alle vacanze di branco. E sta tranquillo, no? E l'ansia del capo, Lombardia parlo, no, mai del Veneto, intendo tutti i capi della Lombardia ovviamente. Un'altra ansia normalmente del capo giovane, e se arriva il lupetto
e non mi chiede una preda per quest'anno, ta-tam, una roba del genere, e sarà finito, quest'anno andrà verso il fallimento, moriremo tutti. No, ci sarebbe una cosa, perché tra te e il lupetto, insomma, c'hai 3 mesi di relazione, capisci? Succederanno tante cose in questi 3 mesi. Se succedono cose vere, ma che ti frega di quello che succederà? L'importante è che è successa una cosa vera, no? E la scoperta bella è che poi il Vangelo ti dice la parte migliore, la versione più bella, no? Di quella roba lì che è successa. Io la penso così, non lo so, ci si è tirati matti, catechesi narrative, esperienziali, un po' narrativa e tendenzialmente più esperienziale, un tantino più esperienziale, un pochino narrativa, anche un tantino mistagogica, non se ne esce più. Io la vedrei sta roba qua, che il Vangelo è un racconto, e quel racconto lì, come tutti i racconti, prima di tutto racconta a te. E se succede qualcosa, cioè tu ti rendi conto che le cose che sono successe stanno dicendo, nel Vangelo trovi la versione migliore. Ma allora arriverei all'ultima cosa. Se un giorno per caso vengo nella vostra comunità capi, vi dico il modo pratico per farmi tirar fuori quel poco di nazismo che ho ancora represso nella pancia. Ciao Don, mi dici per piacere un Vangelo che dica che... Ma muori tu e tutta... Ma come il Vangelo che dica che? Ma devi vedere cosa dice a te il Vangelo, non il Vangelo che dica la cosa che vuoi dire tu. Poi, voi no, sempre in Lombardia, ma in Lombardia mi risulta dalle statistiche recenti dell'ultimo Consiglio Generalissimo che non ci sia nessun capo che non abbia mai almeno concluso un'esperienza con il brano dei talenti. Incredibile, quello spacca sempre di brutto, poi magari fai tagliare dei monetoni così, glieli fai dare, perché questo è il più moralizzabile. Se fai il bravo vedrai che ti tornano indietro tante cose, se fai il cattivo vedrai che le cose vanno male, che è come prendere il Vangelo e utilizzarlo con funzione carta igienica, cioè moralizzandolo, facendolo diventare il manuale delle giovani marmotte. Ma non è quella roba qua il Vangelo, che è una roba che puoi moralizzare, quella parabola lì è impegnativissima, ma non voglio entrare nel discorso parabole. Non lo so, chi mi conosce sa che ho portato in Terra Santa, so che c'è qualcuno, io sono nemico dei libretti, odio i libretti ai campi, non ne ho mai fatti, non ne farò mai fino alla morte di libretti. Ogni tanto mi hanno obbligato al CFA, dov'è qua, poi lo dico fare il libretto, mi sono arreso su questa cosa, ma no dai, i libretti non esistono, ma ci sei tu, ci sono io e ci siamo noi che la parola un po' la mastichiamo, no? Ma la catechesi più bella che ti può capitare di fare non è una tecnica, cioè non ti serve la tecnica per sapere cosa dire qualcosa del Vangelo, ci sei tu e tu l'hai sperimentato 7000 volte che quella parola lì ti ha detto la versione migliore della tua vita e sei tu che fai la differenza, non la tecnica. Ci sei tu che puoi fare delle robe, non la scansione precisa di come dividere i momenti, e questo fa la differenza nella vita. Certo, deve essere una parola che ti ha un po' preso te, che ha fatto la differenza per te, ma io non penso che servano tante cose, io non credo che servano dei capi specialisti di Bibbia, dei catechisti specialisti di Bibbia, ma è che hai in mente quel paio di volte che ha fatto la differenza la parola, cioè quella roba lì, per dire quello che dicevamo prima, mi ha acceso, ma allora accendi. Se è una questione di tecniche, facciamo un po' di narrazione, ma prima si narra o dopo si ascolta, ma te lo devo dire il Vangelo o te lo devo raccontare? Dopo le vediamo queste cose qui, va bene tutto, d'accordo, il problema grosso è, ma c'è una volta che quella parola lì per te ha fatto la differenza, se no garantito, va tutto in vacca, e ve lo dico, farete i capi 2 o 3 anni. No, adesso tanto chi se ne frega, non so più nell'associazione, dico una cosa che penso. Ragazzi, i valori dello scautismo, cioè va bene, cos'è il valore dello scautismo? Buttare la cartaccia, l'ambiente, ma guardate che ci sono tanti che lo dicono. Cioè a un certo punto entra quella marcia che attraverso questa cosa ho incontrato la persona di Gesù, e allora faccio un po' la differenza, ma per i valori, ragazzi, appena viene l'Erasmus pianti lì perché è una cosa più importante, ma è ovvio che è un pochino più importante. Ci stai dentro se quella roba lì ti ha infiammato, ti ha acceso, ti ha entusiasmato. Quando arrivano i capi al CFT, ma perché sei qua? Perché io l'odore di questo fuoco non lo scorderò mai. Io sento un odore di piedi in questo momento, di solito, che non so cos'è sta roba qui. Sì, va bene, d'accordo, la retorica regge 2 anni di servizio. Dopo la retorica regge che sei acceso, e normalmente ti è acceso perché questa esperienza ti ha fatto un po' fare la differenza, no? Hai incontrato lì dentro la persona di Gesù. Comunque davvero no, è la differenza che fai tu, che alla fine accende delle robe. Certo, la domanda è se per me questo testo ha fatto la differenza. Allora lì si può diventare anche un po' profetici, no? Quando questa roba ha fatto la differenza per me, non so se ci sono ancora le polemiche, se la Gesci deve dire, non deve dire cose, deve prendere posizioni su questioni etiche, non etiche.
a mio giudizio è un problema secondario. Il primo problema è c'è gente accesa, c'è quella parola lì, ha acceso qualcosa, e allora si diventa profeti. Ragazzi, ve lo dico, guardate che normalmente i genitori non vi associano a profeti, gente che cambia il mondo, strade di futuro, pensieri per domani, vi associano a quelli che gli tengono i bambini molto bravi rispetto agli altri a basso costo. E per riscattare quella roba qui succedono delle robe. Ma va bene, ma meno male che ce li portano a noi, no? Questa roba qua. Succede qualche cosa se tu sei acceso. E i grandi profeti normalmente non sono quelli che finiscono subito in piazza. Dai, ce l'avete tutti almeno un capo che ha fatto la differenza nella tua vita. Per me sì, ed è una persona molto semplice, non brillante, non brillantissimo al fuoco, ma acceso. E non aveva bisogno delle tecniche, anzi era anche uno un pochino metodologicamente, io avrei da eccepire su alcune cose, ma c'era lui e questa roba qui faceva la differenza, no? Basta, non ho 4 idee su alcune robe che mi sono venute. Saluti, grazie.